Risultato amaro per i 6 candidati agrigentini. Nessuno di loro infatti siederà tra i banchi del Parlamento europeo. Ma vediamo nel dettaglio i voti riportati in provincia di Agrigento dai candidati Zambuto del PD, Di Prima Movimento 5 Stelle, Iacolino Forza Italia, Marinello Nuovo Centrodestra, Chiara Fratelli d'Italia e Maraventano della Lega Nord. A Marco Zambuto non sono bastate le 13.757 preferenze ottenute nei 43 comuni agrigentini. Il sindaco di Agrigento comunque è stato il candidato PD più votato in provincia di Agrigento. Antonella Di Prima del Movimento 5 Stelle è stata la più votata della lista nei 43 comuni agrigentini, per lei 11.500 voti. Per Forza Italia, Salvatore Iacolino, europarlamentare uscente, non ottiene dagli elettori agrigentini il primato dei consensi. Al candidato di origine favarese, infatti, in provincia di Agrigento sono state tributate 7.371 preferenze, 2.294 voti in meno rispetto al suo collega di partito Vincenzo Leontini. Il senatore saccense Giuseppe Marinello, primo in provincia per il partito del ministro Angelino Alfano, ottiene 13.511 voti. Luigia Chiara, candidata di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, con 638 voti ottenuti in lista, si posiziona dietro l'ex ministro Giorgia Meloni. Al Parlamento europeo aspirava anche la senatrice della Lega Nord Angela Maraventano, che in provincia di Agrigento ottiene 279 voti, 151 preferenze in meno rispetto al capolista e leader del partito del Carroccio Matteo Salvini.